Buonasera a tutti, besete voi, tengo le oie di Edecche, de Triulas, dua missa e 20 chimbe, e non mi sta più occasione, è ora di anche site novas, per diversi motivi, e quindi non è stato possibile di andare in onda. Cerchiamo di recuperare oie, che abbiamo diversi scollegamenti, e poi crasa, poi vi spiego poi proite, insomma, quindi una via abbastanza plena. Andiamo diretto a dare una baitata come si presenta Sadie, che lo si presenta all'Impiu, si presenta, che Saida è già cominciando a si illuminare, come altra la fotografia è poco illuminata, ma come è illuminata di pruso, mano a mano che con la sora, sta arrivando. Mancano svedenne solo due Saravallo, è strano che non siano arrivati, e controlliamo per quale motivo non bisogna in cui, ecco che lo mandiamo su e magari ho più sbagliato indirizzo di non ve lo mandare, ma mano a mano che arrivano l'amo su eccolo qua, sono arrivato a Scomo. Ecco, oggi è Iovia, a 29 gradi temperatura massima, 18 gradi temperatura minima, sole pleno tutto da die. Che Napoli a casa 30 gradi, temperatura massima, 18 gradi, temperatura minima, sole pleno tutto da die. Su che lo rappresentate voi l'abbiamo già visto in fotografia. Cominciamo dal toccamento, prima abbiamo toccamento di allegria e di gioia, si è laureato Raimondo Sanna, laurea in medicina e chirurgia con Kent Decche Lode, con menzione in Università di Sassari, Dipartimento di Medicina. Raimondo è il figlio del Bacchisio Sanna, dei Vizi e di Paola Mangia, di Orune. Dal menso laurea de bono profetto e menso avanzamento a Raimondo Amur Bisuntu de dottore, col dottore Novo sono arrivanne. Ecco un'altra dottoressa arrivata a laurea, si è laureata Federica Sias, laurea in medicina e chirurgia all'Università di Sassari, Dipartimento di Medicina. Federica è figlia, scusate, basta il sbaglio, figlia di Francesco Sias e di Milena Sanna. Mensus auras de bonos profetos e mensus avanzamentos a Federica Sanna ista de tiu Bustianello e Sabba, connata di Valerio, eccetera, eccetera, insomma, la mamma. Bene, poi abbiamo un toccamento e dolo, purtroppo, di un cogliato a Bizzi, in Castella, 80 Chimbanno, sente il morto Bruno Caria, marito di Francesca Caprolo, di Solderameggio, babbo di Roberta, Carlo e Marco, Bruno, fiata ingegneri, il CBM, Bonazione Ambientale, che anche il benedetante via la Bizzi, interro, schena pura unica, crasa, de Triulas, una prima missa a Sasunne che in Flumine de Quarto. Esa de interro de missa a sa schimbe de zero in Sacreia del Sumeracolo in Bizzi e Benedetto interrato in su Camposanto de Bizzi. Condolenza e pazienza alla sua famiglia tutta da parte dei Bizzi TV. Este genero di Valentino e Maureggio e così via. Bene, poi andiamo a vedere questa cosa poco buona, insomma, del soldano che sono stato fatto a sul campetto, o questa griglia da poco lì le sabache che sono state stirate e intorticata pure e posta poi involata al gai matessi che ne considerare che va papiro, pallone sperdito, o pacchettello di unzico tipo caramella e così via. Insomma, tocca da dare una regola a questo spizzino, bisogna che scomprendere che cosa bene, sono bene del tutto, pure solo che sono primo fruitore di questo bene, insomma, si deve rendere conto che sono bene, durano e ne viene trattato. E che bisogna subata di intorticare una griglia, perché la cara fuori dell'intorticare, calessa valentia, non va a valentia, ma insomma,
un disvalore, una discumbenia, e insomma non andrà bene. Ecco, babbo e mamma, una avverguata non vi dia mancare e non vi dia fare male, si vi dia tessere. Andiamo da innanzi e faiamo su de attero a che punto siamo col progetto ET. ET incontra il territorio venerdì 18 luglio ore 20. Bitti, Piazzetta Capitale, presso il Museo della Civiltà Pastorale Contadina. Organizza il gruppo escursionistico Zugolosto col patrocinio del Comune di Bitti in collaborazione con la cooperativa Istelai. Coordina la giornalista Marilena Urunesi. Interverranno Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell'INF, Andrea Conto, ricercatore INF e responsabile ET Sardegna. Sono invitati gli amministratori del comune di Bitti, Lula, Orani, Orune, Osidda e Budusò, le categorie del mondo del lavoro e le associazioni del territorio. Complimenti a gruppo escursionistico Zugolostiu. Andiamo da innanzi, circonvallazione tancata, da Sadie 7 a Sadie 11, che triula, cioè vi già praticamente a casa, può travagliarlo. Poi veramente che bestia rubando, borsa di studio regionale, anno scolastico, borsa di studio appunto è anno scolastico 2024-2025 e buono libri 2025-2026. Poi Atteros Eventos, cantico di San Damiano, concerto corale. Ecco, mi manca tu, però mi manca questo de sa Mac Lula, che però lui dimo spuro, allora Mac Lula, un attimino anche l'imbiamo, dopo non andare schi che l'ha brincato, ecco qua. E lui dimo dopo che è arrivata, questo invece è sempre in Luvola, ma è sul santuario del Santo Francisco, a sa 8:30 del 0 su 07, e cioè praticamente Pusti Crasa. Poi vamos sempre l'Einstein Telescope in ascolto, la mostra che inizia su 2 che triulasa a finiti su 21 dei capitani, però vamos in inaugurazione che mi pare che sia crasa. Mi pare che sia crasa, poi lo vediamo il best articolo sul giornale. Ecco qua arriviamo all'articolo, ecco qua al Mac di Lula, mostra su ET. Domani l'inaugurazione, dalle onde gravitazionali ai buchi neri, dalle stelle di neuroni alla materia oscura. Può la scienza incontrare l'area e contaminarla? Al Museo Mac Lula l'arte incontra la scienza. Domani alle 18 l'inaugurazione della mostra Einstein Telescope in ascolto dell'universo, aperta fino al 21 settembre. Occasione imperdibile per chi ama i segreti dello spazio, quella di poter scoprire uno dei più importanti progetti di ricerca scientifica. Presenti Monsignor Sebastiano Sanguinetti e la Presidente della Regione Alessandra Todde. Interverranno il Sindaco di Lula Mario Calia, l'amministratore della provincia di Nuoro, Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, la Presidente di ANCI Sardegna, la Sindaca di Fone Daniela Falconi, il Direttore della sezione di Cagliari dell'INF, Alessandro Cardini, l'amministratore di Orientare Sandro D'Ambrosio. Tanta gente presente, però non credo, mi pare che va contemporanea, che se evento che bestin visti, quindi nuisco proprio cale hackere, ma non va dubbio, si batta contemporaneità la chimuso in visti. Allora, programma, ecco qua siamo arrivati sul programma che comincia a togliere
Turismo delle radici, 10 e 11 luglio 2025, programma Sueoie Est 12:45 Comune di Bitti, ufficio anagrafe, saluto istituzionale di benvenuto del consigliere delegato alla cultura Mario Sanna a Pablo Fernandez Pira, rappresentante del circuito italo-argentino Raíces Sardas di Buenos Aires, e consultazione dei registri anagrafici alla ricerca delle proprie radici. Naturalmente questo è trasmesso in diretta da Bizzi TV. Ore 17, visita guidata al sito archeologico di Romanzese. Ore 11, 2025, DIE 11 2025, ore 10, Piazza Pitalis, visita guidata al complesso museale di Bitti e alle vie del centro storico con Pablo Fernandez Pira a cura della cooperativa Estelai di Bitti. Ore 20, rappresentazione teatrale 6 paesaggi argentini a cura di Accademia Nuorese de Bonas Artes. A seguire intervento di Pablo Fernandez e Pira, rappresentante del circuito italo-argentino Raíces Sardas di Buenos Aires. Testimonianze dall'Argentina in ricordo dei bittesi emigrati. Però non Piazzetta Pitalis, di questo periodo deve essere in Piazza Pitalis, ripeto, ore 10 e poi ore 20, esempio in Piazza Pitalis, rappresentazione teatrale, 6 paesaggi argentini, penso che sia sempre in Piazza Pitalis. Bene, fimos ai danni de Mac Lula, abbiamo già dato, andiamo da innanzi. Il MAC mette in mostra il futuro ET in ascolto dell'universo, la nuova esposizione del Museo Diffuso di Arte Contemporanea di Lula, e Namulu già ha dato l'inaugurazione este casa. Orune, l'appello del parroco, non cadiamo nella violenza. Al funerale del giovane ucciso anche il padre Pietro Contena. No, che veramente in Orune questa cosa che in questo ultima fatto non è posta in condizioni incredibili. Sulla bara di legno chiaro all'ingresso di Santa Maria Maggiore c'è un cuscino di rose bianche e rosse e una sola scritta: babbo, mamma, fratello. Fuori i ritocchi lenti delle campane a morto, un leggero maestrale che agita i vestiti, i pensieri, le divise dei carabinieri che spuntano ad ogni angolo, centinaia di persone che si accalcano nel sagrato. Mentre all'interno della parrocchia, sotto la volta degli splendidi affreschi, un folto gruppo di anziane finisce di recitare il rosario e subito dopo, nella chiesa gremita, il corteo funebre fa il suo ingresso dietro il feretro appena arrivato da Cagliari. Papa Pietro Contena, scuro in volto, entra per primo, stringendo le spalle di sua moglie Tina. Al suo fianco il figlio più piccolo, Salvatore, vicino anche alla nuora Gonaria. Oh, e sull'altare, insieme al parroco Don Andrea Bianco e a diversi sacerdoti oronesi, c'è pure il cappellano di Badua Carlos, Don Roberto De Solis, il sacerdote che Pietro Contena conosce bene da quando è detenuto a Badua Carlos. Ma ieri, di fronte al dolore straziante di un genitore che ha appena perso il figlio, anche la legge si è piegata per qualche ora alle esigenze dell'uomo e di padre e l'ha fatta andare a sentire. Oh, Il dolore di Orune per l'ultimo figlio ucciso. Ai funerali di Luigi Contena anche il padre Pietro, in carcere per l'omicidio di Luca Gozzi. Vabbè, su babbo, la sta giù che erano pochi sacrosanti a questo pezzino. Decreto infrastrutture, 0 euro all'isola, il governo ci ignora. Ma cosa non credere, le nanne Silvio Lai,
Tischi non se ne è mai avvestato nessuno. Neanche un euro alla Sardegna nel decreto infrastrutture su cui il governo ha posto ieri la fiducia. Lo denuncia il deputato del PD Silvio Lai, componente della Commissione Bilancio alla Camera. Per il parlamentare si tratta di un trattamento inaccettabile che dimostra ancora una volta quanto questo governo continua ad ignorare i diritti dei sardi. Caso satiro del governo. Sono vuoi nella corruta sai, zaino corruta suore. Il consigliere Maeli Todde delegittimata. Si voti, è già partito l'attacco da parte di centrodestra, dell'opposizione contro questo flebboso che sono opponenti a Todde, la che era nata dai Nantesi, messo in coma, messo via, insomma. Il consigliere invia una diffida alla giunta per le elezioni. Riuniamoci per dichiarare la decadenza. Di ahí sta il frisco. Una diffida formale alla Presidente della Giunta per le elezioni perché convochi con immediata urgenza l'organismo per la dichiarazione di decadenza della Presidente della Regione Alessandra Todde. È stata presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Pietro Maieli, componente della stessa Giunta delle elezioni. Nel documento si ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso l'organismo presieduto da Giuseppe Frau aveva deciso di attendere l'esito del ricorso presentato dalla Todde al Tribunale Civile di Cagliari. Tutto ciò nonostante quel contenzioso avesse ad oggetto la sola irrogazione delle sanzioni pecuniarie ed il suo esito fosse quindi del tutto ininfluente sulla dichiarazione di decadenza. La sentenza con la quale il ricorso è stato respinto, si legge nella diffida, ha confermato le molteplici e gravi violazioni delle norme elettorali ed ha affermato che all'organo amministrativo di controllo e a quello giurisdizionale è rimesso esclusivamente l'accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali. Al Consiglio regionale spetta invece il compito di assumere le sue determinazioni sulla decadenza. Maiele ricorda inoltre che in caso di mancata adozione degli atti dovuti possono derivare eventuali responsabilità contabili o penali e per questo in caso di inerzia si riserva di sollecitare l'intervento degli organi statali e di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale per l'eventuale dichiarazione di legittimità del silenzioso inadempimento. Non si può continuare a fare melina, afferma il consigliere di Forza Italia. Questa diffida non nasce dall'urgenza di andare ad elezioni, ma il problema vero è che non si può amministrare in questa situazione. La Presidente della Regione di fatto è delegittimata. Il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari ha detto chiaramente che non ha ottemperato a quanto previsto dalla legge. Purtroppo per lei è scivolata su una buccia di banana. C'è un procedimento in corso pesante che prevede la decadenza e non una semplice sanzione pecuniaria. Lo capisco che la maggioranza voglia prendere tempo, ma chi ci rimette è la Sardegna. Se ritengono di essere nel giusto, conclude Maieli, si vada ad elezioni, lo si faccia per il rispetto che si deve alle leggi. Tutti appellano a leggere, canno sono a convegna. Debiti non pagati, no, che il macchilura la mangiaisto, questo andava da innanzi. Dermatite bovina, i focolai salgono a 13, altri 2 allevamenti colpiti nel Nuorese. Al via gli abbattimenti dei capi infetti. Allora, 50 milioni di euro per combattere gli sprechi d'acqua, a constare la perdita, l'annuncio della Presidente Todde, risparmio da 6,7 miliardi di litri all'anno, una buona cosa. Premi per i cerealicoltori fino al 9 settembre. La Ora informa che sino alle 12 del 9 settembre i cerealicoltori che hanno aderito agli accordi di filiera per l'annata agraria 2023-2024 possono presentare le domande di pagamento
del premio sulla mietitura 2024. Consiglio, nuovo scontro sulla decadenza, l'abbiamo già visto, non torniamo a leggere, la governatrice dopo la diffida di Fratelli d'Italia andrò avanti, i sardi non vogliono il voto, deciditi, issa, posso sardo. Province, la giunta convochi i comizi elettorali, il presidente del CAL chiede il rispetto della legge del Rio. La legge CAL è centro autonomie locali, uno dei tanti enti inutili. La legge approvata non risolve nulla e non supera i commissariamenti degli enti intermedi, così come invece dispone la del Rio, legge ancora in vigore e alla quale anche la Regione Sardegna dovrebbe adeguarsi anziché prendere tempo perpetuando le gestioni commissariali. È quanto dichiara in una nota il presidente del Comitato Autonomie Locali Ignazio Locci, che ritorna all'attacco sulle elezioni provinciali. Sviluppo locale, GAL, quindi meno vincoli per il GAL, approvata una norma sulle garanzie finanziarie. Sono organismi che promuovono lo sviluppo locale e lavorano tantissimo anche nella realizzazione di iniziative promosse dai privati nell'ambito di politiche e progetti pubblici. L'attività di gruppi di azione locale e FLAG, che sono i gruppi di azione locale nell'ambito della pesca, negli ultimi anni è stata limitata dal fatto che questi organismi, pur operando con fondi pubblici e all'interno di politiche condivise con la Regione, dovevano prestare garanzie finanziarie anche nella forma della fideiussione per dare corpo ai finanziamenti e quindi ai progetti. Come per superare questo limite la Regione ha approvato una norma. E va bene, ne siamo contenti. Assistenza agli anziani, 19 milioni. La giunta deospedalizzazione dei pazienti, piano per la domotica. Quindi basta finanziamento, si può adeguare al domo, si o mantenere sos pazientes deospedalizzato, cioè in domisolo. Quasi 19 milioni di euro per l'acquisto di strumenti domotici e dispositivi per la supervisione dei pazienti anziani da parte dei caregiver. L'obiettivo: favorire la deospedalizzazione e la permanenza a domicilio degli anziani, specialmente nelle zone interne della regione. Una bella cosa vi nascosta. Incendi, emergenza senza fine, aumentano i boschi distrutti. Il nodo dei Canadair non bastano, i 3 di Olbia arrivano i rinforzi da Genova, cioè che lo mantengono in fora perché il via tuola può arrivare e quindi si aspettina di localizzare in Sardegna. E avevamo questa politica internazionale, a Roma è il mondo che chiede la pace. Zelensky incontra il Papa e Mattarella. Il presidente italiano pieno sostegno. Intanto a un'ala che era entrata a freicare, a un'ala sono distruende. Cioè, Zetti Kent schimbanta drones, ha lanciato ieri sera Putin e le note e due contro missili che hanno canimbolato tanto del Cosaldovolo che alla storia a freicare e la vita che non si può tempo freicare, cosa vuoto a perdere. Intanto bata indiscrezione le zuppe di Trump. Trump voleva bombardare Russia e Cina, oltre 700 droni kamikaze russi e 13 missili si sono abbattuti sull'Ucraina nella notte tra martedì e ieri, cioè poche ore dopo l'annuncio di Donald Trump di voler continuare a fornire armi difensive all'Ucraina, contrariamente a quanto fatto trapelare in precedenza dal Pentagono. Secondo Kiev è stato il più grande attacco di Mosca nei 3 anni e mezzo del conflitto, con i comandi delle forze russe che hanno detto di aver preso di mira in particolare gli aeroporti militari.
Quasi contemporaneamente la CNN ha reso noto un audio risalente al 2024 nel quale si sente l'allora candidato presidente Trump affermare di avere messo in guardia Vladimir Putin dal continuare gli attacchi all'Ucraina, minacciando in caso contrario di bombardare a tappeto Mosca. Si confermano così le indiscrezioni circolate al tempo di una riunione di donatori della sua campagna nel maggio dell'anno scorso. Va bene, tutto cose da trampiana, da chi non era tu una oie e che diversa scrasa. Poi Galo, caso Almastri, il ministro Nordio sapeva già tutto. Este Almastri è questo criminale libico che ha mannato in aereo e in pompa magna praticamente noi seguendo il mandato di arresto che biti del carattere internazionale. E come pare che le appani scoperto Ramagagna. Bene, che in questo abbiamo terminato il novella di oggi, non diamo appuntamento a una manco un quarto in comune che hanno arrivata Pablo Fernandez Pira che venuti a Bizzi a cercare la Raichina, la famiglia sua e appunto a cambiare scambio di onore noi Raisse e Sannoesi e non la fa che metta piacere e BC TV la trasmettere in diretta. Bene, che in questo tancamos, questa novella di oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa. Intanto salutiamo a Ciriaco, a Nina Carai e a Gertrude Asproni che hanno dato la buona die a tutto canto. Ah no, prima di tancare abbiamo una cosa da anche intendere, e cioè la canzone nuova di Pascale. Gli dimos un po' che non ve la potevo buscare. Eccola qua, di Pascale Carzedda, Zestue. Siamo il titolo di questa canzone di Piero Marra, la che si intende come... Ser guerra e pa che accursa me Abba e focus o socrosto Manos che pintan sa carena me Chi non sa abbraccio chi mi dà sto Vivo salu che catati si manzano meu sestue se su vento e survasa se sao che cantasa se amore anima musica e testo ser è dolore precasa ser bellezza e spantasa se sa poesia intro a me questa animazione se scompanza e mamma curza in don si passo meu gesto che le stedos ti invidiano don finirata chi dona sa animazioni sono di Erika Meloni, testo e musica, chitarra, acustica, Pasquale Carzedda, produzione arrangiamenti, piano, tastiera, Daniele Barbato.
batti e catati, non si cammino meu se stue. Se su vento e survasa, se so che cantasa, se s'amore e armonia, ser dolore precasa, ser bellezza e spantasa, se sa poesia intro a me. Ecco qua, Pasquale Cancelli, Daniele Vermati, Daniele Amadori, basso, cantiamo questa bella canzone, diamo l'appuntamento, torna a casa. Ecco qua, torniamo alla sala Michela, su nostro, siamo in ocche, no, un attimeggio. Sì. Bene, dobbiamo stancare voi, stancamo questa sigla. No, se devi scusare questo sbaglio di regia, ma hanno una che tutta sa sola di che rende che mano, so io non so lui guarda. A mezzo vedere di buona tutto dai Bizzi TV, adiosu e mezzo la casa.